Buongiorno e benvenuti a questo nostro appuntamento con il nostro spazio di approfondimento che oggi sarà dedicato ad Agrigento. Agrigento infatti è la prossima capitale italiana della cultura nel 2025, una vetrina importante, prestigiosa, con importanti ricadute anche sul territorio in termini di sviluppo, che però viene accompagnata da polemiche. Allora torniamo indietro a quel 31 marzo, giorno della proclamazione, e poi vi presento i miei ospiti. Ministro, può aprire la busta, leggere prima le motivazioni e poi il vincitore. Leggo la motivazione. Agrigento assume come centro del proprio dossier di candidatura la relazione fra l'individuo, il prossimo e la natura, coinvolgendo l'isola di Lampedusa e i comuni della provincia e ponendo come fulcro il tema dell'accoglienza e della mobilità. La giuria pertanto raccomanda alla città di Agrigento per il titolo di capitale italiana della cultura per l'anno 2025. Congratulazioni Sindaco. Ecco, Costantino Ciulla, assessore alla cultura del Comune di Agrigento, lei c'era in quella sala in quel momento? Sì, come no, grazie intanto, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Quindi dico, ricorda con emozione ancora quei momenti? Sì, abbastanza sì, siamo stati presenti in quel momento che significava tanto per Agrigento, sono momenti veramente indimenticabili che non dimenticherò con facilità per tutta la mia vita, credo che anche tanti agrigentini hanno gioito insieme a noi per questo importante riconoscimento. Con noi c'è anche Nenè Mangiacavallo, presidente dell'EQUA, l'Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento, che è stato anche presidente del comitato promotore. Anche lei è emozionato a rivedere quei momenti, immagino. Più che commozione è una piacevolissima sensazione. Rivivere quei momenti significa ripercorrere un periodo meraviglioso, durato circa 1 anno e mezzo, nel quale abbiamo sperimentato il valore della collaborazione, dell'impegno fattivo, dello sguardo verso il futuro e della ricerca di una piena valorizzazione di un territorio che presenta delle potenzialità straordinarie. Sicuramente l'emozione è stata grande quella mattina del 31 marzo, ma oggi quella emozione purtroppo viene sostituita da qualche rimpianto, da qualche nostalgia e da una ferma, decisa volontà di ripartire alla grande, perché è un'occasione, come diceva lei, non solo per Agrigento e per il suo territorio, ma me lo lasci dire, per buona parte della Sicilia. È una opportunità straordinaria di sviluppo economico, sociale, imprenditoriale, turistico, culturale. Assolutamente. Finisco di presentare gli altri ospiti perché con noi collegato c'è anche Giuseppe Riccobene di Legambiente Agrigento, con cui parleremo fra pochissimo. Intanto voglio dire, abbiamo rivissuto quei momenti di grande emozione, ma c'è un ma, perché da quel 31 marzo sono trascorsi, ormai sono quasi 10 mesi e in realtà da più parti si dice che poco o nulla è stato fatto. Questa macchina organizzativa che doveva portare avanti decine di progetti non si è ancora messa in moto. Sicuramente c'è che non è stato ancora approvato lo statuto della fondazione che dovrà gestire tutti gli eventi e quindi l'interlocutore fondamentale di questo grande progetto. Assessore, che cosa sta succedendo? Diciamo, succede che in questo periodo, che chiaramente ha anche stravolto, se vogliamo, un po' la nostra comunità agrigentina e anche la macchina amministrativa, perché è chiaro che si è pronti relativamente ad un evento di questa portata e anche ad organizzare questo genere di cose, perché come tutte le città che hanno partecipato a questo concorso negli anni passati, ma anche adesso è in corso la selezione per la capitale 2026, si partecipa sicuramente perché la città vuole esporre all'Italia, all'Europa, al mondo un potenziale che possa arricchire, diciamo, il territorio dal punto di vista
dalla valorizzazione dei beni culturali, quindi farne tesoro anche per un incoming turistico, quindi avere un indotto economico finanziario che possa giovare ai nostri concittadini, ai nostri conterranei. Sono relativamente d'accordo al fatto di essere stati fermi, perché proprio per quanto mi riguarda il sottoscritto fermi non ci siamo stati mai, perché c'è tanto da fare dietro ad un'operazione di essere una capitale italiana della cultura. No, sicuramente non si parla, diciamo, dell'attivismo del singolo individuo, però la macchina organizzativa, sì. mancando la fondazione, non si può muovere. No, ma mancando la fondazione si può muovere altro, come si sta muovendo, perché chiaramente da quel 31 marzo, dall'indomani, anche la percezione e la concezione anche degli uffici comunali, ecco, così è sicuramente per tanti altri enti, istituzioni, penso al Parco Valle Tempio, penso anche all'Arcidiocesi o anche ai comuni limitrofi. Ognuno di noi si sta muovendo per la sua parte per prepararsi al meglio ad avere quella opportunità che abbiamo grazie a questo titolo di esporci nel migliore dei modi. Quindi penso all'accelerare su determinate cose che magari sono state un po' messe da parte negli anni, e quindi completare delle opere di valorizzazione anche di siti culturali. Penso per esempio al Museo Civico di Agrigento, che è chiuso da 40 anni e che stiamo lavorando in maniera molto veloce per aprirlo quanto prima, e sicuramente sarà aperto per il 2025, ma come questo, come tante altre cose che non sto qui ad elencare, è quello che dico io sempre, per lasciare un attimo la fondazione, perché forse, ecco, questo è successo nonostante, diciamo, abbia io stesso sollecitato quanti più a dire non focalizziamoci sulla fondazione come se sia l'unica esigenza per essere una buona capitale italiana della cultura, ma lavoriamo affinché possiamo preparare la nostra città e il nostro territorio a questo evento. Quindi che siamo stati fermi non è vero. Quindi lei dice che non è la fondazione l'unico soggetto di questo grande evento. Nenè Mangiacavallo, no. Lei è d'accordo? È una domanda o Sì, è una sì. sua affermazione? No, è d'accordo, le ho chiesto se è d'accordo che la fondazione non è l'unico soggetto attivo di questo grande evento. Guardi, io devo manifestarle una piccola preoccupazione, se me lo consente. Lei ha parlato di polemiche attorno a questa vicenda. Siccome io dovrò esprimere dei pareri forti, non vorrei che qualcuno prendesse per polemica quello che io sto per dire. Guardi, la polemica è rimbalzata, e questo lo dico da un giornale all'altro, hanno scritto un po' tutti, ne ha scritto Buttafuoco, e poi tra poco sentiremo anche Matteo Collura. Il Sole 24 Ore, Repubblica, il Fatto Quotidiano, la vostra autorevole emittente già se n'è interessata. Io premetto che sono fortemente, affettivamente legato a questo risultato, perché senza presunzione penso di avere contribuito in misura particolarmente rilevante ad ottenere questo risultato. Per cui ho la preoccupazione nel cuore e nella mente che qualche cosa non possa funzionare. Che la fondazione non sia l'elemento dirimente, io lo dico da 6 mesi e forse più, perché qualcuno pensa che con la costituzione della fondazione si risolvano i problemi. È solo un mezzo, come diceva l'assessore Ciulla, è uno strumento che dovrà mettersi in moto e si dovranno individuare le persone giuste, competenti, di rilevanza internazionale, perché l'evento non è una organizzazione locale estemporanea, è un impegno sovrumano, è un impegno particolarmente rilevante. Io mi aspettavo dall'assessore Ciulla, ed è questo il motivo della mia preoccupazione, che dicesse non stiamo lavorando. Dal 31 marzo ad oggi abbiamo realizzato A, B, C, D e tutte quelle condizioni che possano mettere nelle condizioni di partire per raggiungere quei risultati che sono stati inseriti come progetto, come programma, in un dossier particolareggiato che coinvolge, come ha detto lei, non solo la città di Lampedusa, ponte sul Mediterraneo, con un significato particolarmente rilevante, ma anche tutti i comuni della provincia. L'assessore Ciulla dice ogni comune della provincia
sta pensando a fare qualche cosa. Le posso garantire, assumendomene la responsabilità, che nessun comune della provincia sta attualmente pensando all'organizzazione di Capitale Italiana della Cultura, perché nessuno si è preoccupato di fare sedere attorno ad un tavolo, come era doveroso fare, i comuni della provincia, le istituzioni, le forze sociali, tutti coloro i quali hanno qualche cosa da dire e principalmente da fare. Assessore, allora ci sono delle precise... Manca una regia, come ha detto lei in altre occasioni, non c'è diciamo, la capacità di fare sistema e quindi di mettere in rete tutti i soggetti. Assessore, le chiedo un'altra cosa, oltre a chiederle di rispondere a queste dichiarazioni. Qual è il budget previsto a vostra disposizione per questa appunto gigantesca manifestazione? Che fondi avete avuto a disposizione fino adesso? So che c'è stato un recente incontro con l'assessore, quindi forse ci sono novità anche da parte della Regione. Beh, intanto giusto per rispondere a quello che dice l'onorevole Mangiacavallo sul fatto di essere stati fermi oppure stiamo facendo piuttosto che abbiamo fatto, ecco per esempio l'argomento della regione che abbiamo incontrato fino all'altro giorno, ma come facciamo costantemente, quotidianamente con gli assessorati regionali dei rami più disparati, dai beni culturali all'assessorato alle infrastrutture, all'assessorato al territorio e ambiente, all'assessorato al turismo e così via, perché siamo in costante sinergia con le istituzioni regionali, perché, e lo diceva bene poco fa Nene Mangiacavallo, è un risultato questo che giova a tutta la Sicilia. Ma quanti soldi hanno messo sul piatto? Quanti soldi hanno messo sul piatto? Ma guardi, è stato pubblicato proprio giorno 20 in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il contributo di 5 milioni che sono rispettivamente 4 milioni per il 2024 e 1 milione per il 2025, già messi a disposizione dell'assessorato ai beni culturali della Regione Siciliana, con il quale a brevissimo si stipulerà una convenzione per l'utilizzo di queste somme che sono a supporto di Capitale Italiana della Cultura. Ecco, io però, scusi, volevo dirle anche questo. Questo è importante perché, scusi, non è vero che i comuni sono fermi, magari non c'è quel tavolo, ecco, chiamiamolo tavolo di concertazione fisso oppure tavolo tematico, che è assolutamente nelle nostre intenzioni, ma io fino a questa mattina ho sentito sindaci, fino a ieri ho sentito sindaci della provincia, perché ognuno di noi, ritengo e lo ribadisco, fin quando questo 2025 non arriverà, e sono convinto che sarà un successo per Agrigento e finirà quell'anno con la speranza che sia la rinascita di un territorio che è stato per anni abbandonato a se stesso. Con i sindaci c'è un lavoro di sinergia, perché tutti ci aspettiamo da questo 2025 una nuova rinascita del nostro territorio, e stiamo lavorando attivamente su progetti che porteremo in atto, già lo stiamo facendo in questo anno, dall'anno scorso, per poi sistemare tutto quello che c'è da sistemare. D'accordo, ovviamente ce lo auguriamo tutti, però è chiaro, e lei lo saprà, Assessore, mi faccia anche parlare, che c'è una preoccupazione condivisa, sono arrivati appelli da parte degli imprenditori, tra poco sentiremo anche Legambiente, e anche da voci autorevoli come quella dello scrittore Matteo Collura, agrigentino, trapiantato sappiamo da decenni a Milano, che però ha a cuore la sua città. Noi l'abbiamo raggiunto, sentiamolo assieme. Quando ho saputo della nomina di Agrigento a capitale della cultura nazionale, ecco, istintivamente ne ho provato piacere, però poi ho riflettuto e ne è venuta fuori una preoccupazione, e mi sembra molto fondata, visto che ormai manca circa un anno e non credo che si sia fatto molto per rendere la città degna di essere non capitale nazionale della cultura, ma una città normale. La Valle dei Templi non può da sola fare Agrigento capitale della cultura, ci vuole dell'altro. La città che si appresta a essere capitale nazionale della cultura non ha un albergo in centro, è una città difficile da raggiungere e che è dal punto di vista urbanistico molto frammentata, frazionata, con servizi pubblici inesistenti, e questo lascio immaginare che cosa può provocare. Mi appello al buonsenso, i miracoli non li possono fare naturalmente né gli amministratori né chiunque altro. Ecco, io direi di fare quello che è possibile, cercando di avere come
interesse principale, come obiettivo unico, il bene della città. Ecco, queste le parole di Matteo Collura, scrittore agrigentino, che guarda un po' da lontano, quindi possiamo considerarlo super partes, che dice non servono miracoli ma almeno il buon senso. Giuseppe Riccobene di Legambiente Agrigento dice Collura almeno si faccia una città normale, perché quella che lui considera Agrigento oggi è una città arretrata che vive più di storia che di servizi moderni. È così? Assolutamente sì, io saluto i presenti e intanto introduco il fatto che il Circolo Agrigentino di Legambiente ha esultato come tutti al momento del riconoscimento del titolo di capitale italiana della cultura. Abbiamo apprezzato i toni contenuti del dossier, frutto di un grandioso impegno corale, sinergico, coordinato dal presidente Mangiacavallo, e abbiamo apprezzato anche l'impegno politico, che anch'esso è stato corale e sinergico, di tanti parlamentari che spesso litigano, che invece su questa vicenda hanno lavorato particolarmente bene e all'unisono. Detto questo, le nostre preoccupazioni sono iniziate dal giorno dopo la proclamazione, per i motivi che sono stati detti e per tante altre ragioni che, se ci sarà il tempo, affronteremo. Sì, in particolare con voi volevo chiedere, appunto, è una città difficile da raggiungere, sappiamo tutti l'Odissea da Palermo, da Agrigento o Agrigento-Catania. Queste non sono opere che si possono completare, insomma, in un paio di mesi, sono cantieri importanti. Assolutamente no, la difficoltà a raggiungere Agrigento, che poi alla fine è la difficoltà a raggiungere qualsiasi anche altro punto della Sicilia, un po' interno, eccetera. Agrigento è stata particolarmente penalizzata riguardo alle infrastrutture viarie e ferroviarie, non ha un aeroporto e quindi è particolarmente complessa da raggiungere e difficile, ma in realtà questi problemi di mobilità si aggiungono ai problemi di mobilità interna per le motivazioni di natura urbanistica a cui accennava Matteo Collura, e perché in realtà non si è mai puntato a rafforzare la mobilità pubblica come alternativa al mezzo autonomo, ragione Benissimo. per cui è un po' complicato muoversi. Ecco, d'accordo. Allora adesso noi dobbiamo fermarci, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra pochissimo per continuare a parlare di Agrigento, capitale della cultura 2025. Ed eccoci di nuovo in studio per continuare a parlare dell'appuntamento con Agrigento, capitale della cultura, un'investitura importante ma accompagnata da polemiche per i ritardi. E ne stiamo parlando fra l'altro con l'assessore alla cultura del comune di Agrigento, Costantino Ciulla. Assessore, lei ha sentito insieme a noi l'intervista a Matteo Collura che diceva: intanto facciamo di Agrigento una città normale, perché quello che serve è una città, in vista anche di questo grande evento, è per esempio un piano parcheggi, un piano per l'utilizzo delle spiagge, servizi. Diceva che non esiste un albergo in centro. Ecco, queste cose chi ci sta pensando? Ma guardi, sul fatto che si parli di infrastrutture, che si parli di strutture ricettive, che si parli di problemi di mobilità interna, questo non può fare altro che piacere a me, come penso a tutti gli agrigentini, perché ecco, Agrigento capitale della cultura, partiamo dal presupposto che è stato uno stimolo, no? un volere, diciamo così, attenzionare quelle problematiche che atavicamente per tanti anni sono state tralasciate, fatte, diciamo, messe da parte, e sempre dire la stessa cosa, che Agrigento è una città bella, la Valle dei Templi non ce l'ha nessuno nel mondo, fortunatissimi, però siamo una città a vocazione turistica che di turismo non riesce a vivere, i nostri giovani sono costretti tutti ad andare fuori per cercare altro. Io sempre ribadisco il concetto che bisogna fare tantissime cose e le stiamo facendo, proprio le stiamo operativamente pensando. Bisogna fare delle cose che non si potranno fare mai nel 2025, per esempio il fatto dell'aeroporto di Agrigento. Oggi politicamente si sta spingendo una battaglia importantissima grazie a tutta la deputazione agrigentina, che comunque si sta facendo da portavoce, soprattutto all'impegno
l'impegno di qualche singolo parlamentare che ha fatto di questa battaglia proprio anche una cosa proprio di orgoglio personale e che è da stimolo a tutta la politica siciliana, perché oggi se abbiamo un decreto legge dove è previsto anche l'inserimento di una struttura quale l'aeroporto di Agrigento, che poi non parla di Agrigento ma parla dell'area meridionale della Sicilia, quindi però verosimilmente si parla chiaramente indirettamente di Agrigento, è un dato di fatto. Oggi quello su cui si sta lavorando è il progetto dell'aeroporto, che sarà presentato fra qualche settimana sicuramente al governo nazionale, ed ecco da lì metteremo forse una pietra importante per Agrigento. Stesso discorso per i servizi in città, per i servizi fuori città. Agrigento ha un'estensione di 380 km quadrati, abbiamo frazioni che distano tra loro 35 km e per raggiungerle non c'è un'autostrada, una strada dritta, ma ci sono tutte le vie che vanno percorse, e quindi i tempi di percorrenza anche all'interno della città importanti. Ma siccome dobbiamo avere una visione globale della provincia, perché il nostro dossier parla di Agrigento, Lampedusa e tutta la provincia di Agrigento, grazie all'intuizione di coloro che dal primo momento ci hanno lavorato, in primis il consorzio universitario rappresentato dall'onorevole Mangiacavallo e tanti altri, l'amministrazione e tutti coloro che hanno lavorato. Oggi dobbiamo avere una visione globale e semplicemente stringerci attorno a questa opportunità, fare rete, fare squadra. Personalmente l'amministrazione, credo tutta, posso parlare anche a nome del sindaco, siamo un po' anche che abbiamo invitato, ma era in viaggio proprio in queste ore e quindi non ha potuto essere presente. Allora Mangiacavallo, l'assessore dice la stessa cosa sua, cioè fare rete, fate sistema. Allora alla fine siete d'accordo? Guardi, fare rete non significa esprimere solidarietà e pensare a quello che si dovrà fare nei prossimi 10 anni, perché se la prospettiva più concreta che si offre ad Agrigento, capitale della cultura, è quella dell'aeroporto, io ho motivo di accrescere la mia preoccupazione. Ecco, secondo lei da che cosa si dovrebbe cominciare? Quali dovrebbero essere le prime cose da fare? Prima di ogni cosa si dovrebbe costituire una cabina di regia che coinvolga anche gli organismi regionali, perché no, la presidenza della regione, un coordinamento dei vari assessorati interessati, individuare un manager, una persona particolarmente capace in questa organizzazione che si occupi anche di fundraising, perché il problema della copertura finanziaria è un problema che ancora oggi è aperto, che non si può affrontare soltanto con le promesse di finanziamento. Allora la interrompo un attimo perché a proposito di manager era stato individuato, come sapete, il presidente della fondazione Meno, che è proprio la fondazione che ha redatto il progetto non solo di Agrigento ma prima ancora quello di Palermo. Albergone era stato individuato dal sindaco, poi questa nomina è stata bloccata e quindi non c'è appunto questa figura tecnica. Ecco, chiedo a tutti e due, assessore e anche poi Mangiacavallo, come qualcuno dice, c'è anche un problema di spartizione delle poltrone che poi il tecnico non piace perché invece si preferisce dividere gli incarichi? Assessore. Allora, facciamo che il problema della spartizione delle poltrone forse è quello che più preoccupa rispetto al fatto di prepararci ad essere capitale della cultura. Sul fatto di Albergoni, che è colui che grazie ad un avviso, perché noi facciamo tutto tramite un avviso pubblico per individuare un soggetto che possa redare in pochissimi giorni questo dossier di candidatura, si presentò la Fondazione Meno, presieduta dal dottor Albergoni e con uno staff, un team composto anche da persone, diciamo, che conoscono un po' meglio Agrigento, tecnici che hanno dato un contributo importante a raccontare questa candidatura. Sul fatto che Albergoni, identifichiamo Albergoni perché il presidente, ripeto, ma l'associazione Meno, allora era associazione, adesso mi pare che si sia trasformata in fondazione, è composta da un team. Il fatto che
coloro che dovrebbero guidare il processo culturale, attenzione, parlo proprio del programma culturale, debba essere chi ha redatto il dossier. Secondo me, secondo i più diciamo anche assennati, ecco, chiamiamoli così, è una cosa quasi naturale. Chiaro è che poi, costituendo la fondazione, vengono messe in discussione quelle che sono le vicende di affidamento, quindi codice degli appalti, tutta una serie di cose che vanno rispettate per legge chiaramente. Però io voglio dire semplicemente che il sindaco, piuttosto che il presidente del consorzio universitario, piuttosto che l'assessore regionale o chiunque, sulla base del codice degli appalti può nominare anche una persona, un consulente di fiducia, una persona che possa seguire quelle esigenze per il quale viene nominato. Allora, quindi, Assessore, le chiedo, perché siamo ormai in chiusura, ci dà dei tempi? Quando verrà, anche se abbiamo detto non è l'unico soggetto di questa rete, sì, ma quando prevedete che sarà nominato, quindi votato, approvato lo statuto e quindi sarà nominato un manager di questa fondazione che sicuramente darà un impulso alla macchina organizzativa? Allora, ci sono dei passaggi, diciamo, che sono stati fatti burocratici. Vero è che, per carità, che l'approvazione in Consiglio Comunale è arrivata dopo qualche mese, ci mancherebbe, questo non possiamo assolutamente negarlo, però proprio perché si cercava di lavorare ad uno statuto che possa essere funzionale per sempre, e poi è andato in Consiglio Comunale già qualche settimana fa, qualche mese fa, adesso è stato vagliato dall'Assemblea del Consorzio Universitario di Agrigento, e adesso in questi giorni, mi pare che sia, adesso non mi ricordo a memoria, ma mi pare che sia già prevista questa settimana la discussione e speriamo la ratifica in Consiglio Comunale nel Comune di Lampedusa. Benissimo, quindi questo, nei prossimi giorni a questo punto. Il sindaco, chi dovrà per la sua parte nominare quei componenti che sono stati previsti da statuto, verranno immediatamente nominate queste figure, dopodiché si va a costituire dal notaio, e la fondazione potrebbe essere pronta da qui veramente a 15-20 giorni, un mese, perché poi c'è l'iscrizione in prefettura. Mangiacavallo, lasciamo stare il tempo che si è perso, manca adesso un anno, con una fondazione costituita, prendendo questa rincorsa, ce la possiamo fare, diciamo? Guardi, io non ho la palla di vetro, perché per la mia modesta esperienza maturata in anni e anni di impegno anche di carattere manageriale e amministrativo, sono portato a considerare più i fatti che le parole. Perché dire ci sbrigheremo fra un mese, fra 2 mesi, stiamo pensando a fare questo, a fare quell'altro, è di una facilità sconvolgente. Io mi auguro, e non ho motivo di dubitare sulla buona volontà di coloro i quali avranno responsabilità, quindi non è un fatto che mi riguarda, io mi auguro che coloro i quali assumeranno questa responsabilità, più che dire faremo, possano effettivamente realizzare. E siccome sono cattolico, credente e praticante, per la prima fase io mi sono rivolto a San Giuliano, non a caso. Tra l'altro corrisponde con il nome del ministro. Ora non so, ci dobbiamo rivolgere a San Francesco, che è un santo Matteo Colura miracoloso. diceva appunto non servono miracoli, insomma serve un po' di buonsenso. Lei conosce... Dal momento che il buonsenso fino ad oggi non ha prodotto assolutamente niente, e lo ripeto, se non promesse e progetti di massima, io voglio sperare che oltre al buonsenso ci sia un aiuto. Gli sponsor arriveranno? Le chiedo, gli sponsor arriveranno? Ma questo non lo deve chiedere a me. Quando io mi sono interessato come presidente del comitato organizzatore, avevo già contatto con moltissimi sponsor che avevano dichiarato grande disponibilità. Non avendo più un ruolo in questa fase, e ne sono particolarmente lieto, evidentemente non so se il contatto con lo chiediamo all'assessore, perché so che c'è stata anche una interlocuzione con delle grosse aziende, però non sapevano chi era l'interlocutore, quindi un po' si è bloccato tutto. Sulla vicenda sponsor, con il quale ho anche personalmente mi sto muovendo, anzi mi sono mosso per fare contento così l'onorevole Mangiacavallo e dire non farò o dirò, mi sono mosso anche privatamente con altri soggetti. Più che fare contento me, deve fare contenti gli agrigentini. Io sono contento di mio già. Faccia parlare, avanti assessore. Mi scusi, io ho detto sempre che anche lì sul fatto delle sponsorizzazioni, perché lo sponsor non ha mai scritto una lettera al comune? Perché le sponsorizzazioni
da quello che mi è dato sapere, anche il comune può attuare delle operazioni. Se vogliamo ristrutturare un palazzo, per esempio, e c'è un mecenate, chiamiamolo così, come fu magari non lo so, qualcuno come che ha fatto alzare magari qualche tempio, no? Che adesso vediamo e ammiriamo dopo tantissimi millenni, poteva anche scrivere al comune uno sponsor e dire: vorrei fare questo progetto. Quindi voi non avete ricevuto richieste ufficiali fino a questo momento, mi sembra di capire. Sulla mia scrivania, che sia virtuale, che sia fisica, o i nostri uffici di segreteria, non mi è mai arrivata, non mi è mai stato messo all'attenzione una cosa di uno ufficialmente, però a questo punto, Assessore, bisognerebbe cercarli, diciamo, anche con buona lena. E poi l'ultimo pasticcio che si è creato, quello del logo, che a quanto leggo non può essere utilizzato per fini commerciali ma solo istituzionali. Ma non è vero, anche non è vero, va bene. Non è vero, perché l'architetto Barbara Spallitta, ecco, anche lì forse, però come tutte le cose, no, si dovrebbero fare almeno 2 volte. All'epoca l'architetto Barbara Spallitta, che realizzò questo logo che racconta tantissimo, è un logo che peraltro vediamo quanti hanno criticato quel logo, oggi ci lamentiamo che non ce l'abbiamo, cioè, quindi paradossi pirandelliani, no? Però quel logo è a disposizione dell'amministrazione, personalmente lo utilizzo dalla candidatura già in tutti i documenti che produco io, il mio assessorato. Questo ci rassicura e ci tranquillizza e ne siamo felici. Siamo in chiusura, io voglio lasciare l'ultima battuta fulminea a Riccobene di Legambiente, diciamo in vista appunto del 2025, questa grande rincorsa, come abbiamo visto nello spot di questo bimbo Giuseppe che corre, anche Agrigento adesso dovrà mettersi a correre, no? Sì, lo spot è bellissimo e vorrei dire all'assessore che probabilmente i fondi necessari per la copertura finanziaria delle iniziative sicuramente non pioveranno dal cielo né arriveranno lettere, ma più che altro la ricerca dei fondi è un'attività professionale a tutti gli effetti. Da un punto di vista dell'associazione ambientalista possiamo dire di aver criticato e di criticare l'amministrazione comunale per quello che non fa in termini di ottimizzazione della gestione del territorio, in termini di mobilità sostenibile e in termini di miglioramento di una situazione infrastrutturale cittadina e non soltanto, che potrebbe e può e deve migliorare la qualità della vita degli agrigentini stabilmente. Benissimo, grazie. Capitale della cultura come capitale di un nuovo modo di intendere la gestione della cosa pubblica, l'etica della spesa pubblica e soprattutto avvicinarci a quelle migliori esperienze in tema ambientale piuttosto che allontanarcene, come a volte vediamo soprattutto nella gestione del territorio, nella gestione assolutamente. È proprio così. Allora, noi siamo in chiusura. Dottoressa, mi perdoni, però mi perdoni l'ultima battuta e chiudo veramente. Vi ringrazio per l'invito. Spero in prossimi confronti, però mi conceda la possibilità di lanciare un appello ai presenti, a chi ci ascolta e a chi ci ascolterà magari, perché certamente il video sarà anche poi visto e rivisto da tante persone, me lo auguro. Quello che mi aspetto, che ci aspettiamo come amministrazione comunale è anche il ricevere, ecco, quindi Matteo Collura, Mangiacavallo, Riccobene, tutti coloro che hanno tante idee. Io so benissimo qual è il ruolo dell'assessore per me e qual è il ruolo dell'amministrazione comunale, e io vi dico: per favore, aiutateci a fare di questa opportunità una grande e indimenticabile opportunità di Agrigento, aiutateci anche a produrre progetti, perché noi abbiamo anche difficoltà, come tutti gli enti locali d'Italia e anche le istituzioni regionali. Dateci progetti, se avete qualche idea cantierabile,
pronta da mettere in atto, e io personalmente, tutta la politica si muoverà per cercare i finanziamenti, per cercare di attuarle e per cercare di rendere questa Agrigento capitale italiana della cultura e non della critica, del lamentarsi e dello stare seduti con le braccia conserte a guardare quello che fa il sindaco. Anche se diciamo, si ritenevo che i progetti fossero già i 44 progetti inclusi nella scheda che è stata nominata. Non abbiamo più tempo. Io voglio dirle che comunque noi abbiamo raccolto e ci siamo fatti portavoce di tante preoccupazioni che sono state espresse da più parti, non ultimi gli imprenditori, che non abbiamo avuto il tempo di farvi sentire. Naturalmente non sono gufi, sono legittime preoccupazioni, e l'augurio che che viene da parte di tutti è quello che ci si arrivi al 2025. Archeologico, vi invito a sentire le associazioni che stanno operando sul territorio, vi invito a sentire le associazioni che operano in provincia, vi invito a sentire l'Arcidiocesi di Agrigento, insomma anche tutti coloro che, come dicevo all'inizio, si stanno impegnando a prescindere da capitale. E noi speriamo che questa macchina organizzativa prenda la rincorsa e arrivi di volata a questo 2025. Grazie all'assessore alla cultura del Comune di Agrigento Ciulla, grazie a Nenè Mangiacavallo, presidente dell'Empedocle Consorzio Universitario, e grazie a Giuseppe Riccobene di Legambiente Agrigento, e naturalmente grazie a tutti voi che ci seguite da casa.